80 aggressioni nel 2013, più o meno la stessa cifra nel 2014, numeri record per l'Italia. Il personale che viaggia a bordo dei treni veneti, specie di quelli regionali, è esasperato. Troppi viaggiatori che senza biglietto al momento del controllo danno in escandescenze, non accettano le regole, reagiscono con violenza contro i capotreni, specie se donne, e così i ferrovieri si rivolgono direttamente ai prefetti dopo molti scioperi annunciati per trovare una soluzione, e le aggressioni, anche fisiche, sono sempre più gravi. Le aggressioni continue, che quando sono aggressioni sono anche gravi, perché c'è sempre il dialogo, non è che il nostro personale deve discutere, lui deve solamente chiedere il biglietto, eventualmente i documenti, non è che deve mettersi a litigare. Quando succede questo vuol dire che da parte dell'utenza c'è una reazione scomposta e anche una situazione grave. Ad essere violenti sono molti stranieri, magari clandestini, che individuati temono di essere espulsi dall'Italia, o balordi che viaggiano senza biglietto, ma anche italiani che, colpiti dalla crisi sociale ed economica, reagiscono così, vittime sempre più le donne capotreno. Noi abbiamo molti capotreni donna e ovviamente proprio per l'effetto di essere donna in qualche modo si è più esposti ad eventuali rischi. Tra gli episodi che accadono più spesso, le reazioni violente alla richiesta del biglietto. Alla richiesta del biglietto risponde non ce l'ho, i documenti non glieli do. Quando il capotreno deve fare il suo mestiere, che è un pubblico ufficiale a bordo treno, chiama la POLF e gli agenti, questi vanno su di giri. Possibili rimedi: innanzitutto una maggiore presenza delle forze dell'ordine a bordo. Potrebbe essere l'utilizzo da parte delle forze dell'ordine del trasporto regionale. In pratica c'è un accordo tra regione e forze dell'ordine dove gli agenti della pubblica sicurezza possono viaggiare gratis sui treni e per noi dovrebbero al momento della salita in treno comunicare con il capotreno e dare la propria disponibilità. Altre proposte: utilizzare 2 capotreni per ciascun convoglio, oppure installare tornelli nelle stazioni, tutte soluzioni però che costano, e qui potrebbe bloccarsi il meccanismo.